Le associazioni ambientaliste WWF, Lega Ambiente, LAC, LAV e l'IPU intimano alla Regione di provvedere immediatamente a vietare la caccia al gallo forcello e alla coturnice su tutto il Friuli Venezia Giulia fino a quando non si ristabilirà una popolazione in grado di sopportare il prelievo venatorio. Un recente decreto regionale ha fissato tra il 16 ottobre e il 13 novembre 2011 l'apertura della caccia a queste due specie che, secondo le associazioni ambientaliste, sono a rischio di estinzione dal territorio regionale. La diffida è stata inviata al presidente Renzo Tondo, all'assessore regionale Claudio Violino e per conoscenza al Ministero dell'Ambiente e alla Prefettura. Se non riceveranno risposta positiva, le associazioni adiranno le vie legali più opportune alla miglior tutela della fauna selvatica e dell'ambiente. Il decreto si appoggia, afferma in una nota il WWF, su una relazione sul successo riproduttivo dei galliformi a firma dell'Ufficio Studi Faunistici della Regione, che riporta il censimento di 5 esemplari di coturnice, di cui un adulto e 4 giovani, e di 129 fagiani di monte, tra cui 57 adulti e 72 giovani. Vista l'esiguità dei soggetti censiti, le associazioni ambientaliste ritengono si possa mettere a repentaglio la sopravvivenza di queste specie e, per dare forza alla propria richiesta, hanno lanciato un appello online.